Pronto? Sì, ciao, sono Domenico Zorzino, ti chiamo da Anguillara Veneta, sono un collega della polizia. Niente, davanti a me un'auto è finita in gorzone, secondo me c'è una persona dentro. Ancora verde in che via? In pratica è in via Camatte, via Camatte, però è sopra il gorzone. C'è l'acqua, Sì, c'è anche una persona dentro. Sei il primo che chiamo. 115, 118, sì, ora ti mando subito. Cosa faccio? Mi butto dentro? Io sono qua che ti aspetto. Calmate. Sì. Calmate, ok, dai, mando subito i vigili del fuoco. Ok. Vieni sulla portata di mano. Ciao, Ok? ciao, 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 Va ciao, bene. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Cosa faccio? Mi butto? È la domanda che l'assistente capo della Polizia di Stato Domenico Zorzino rivolge all'operatore del 113 che risponde alla sua richiesta di aiuto. Anguillara Veneta il 3 marzo scorso. Domenico, dopo aver descritto nel dettaglio il luogo in cui si trova, si getta senza esitazione nelle acque del Gorzone per cercare di estrarre Valerio Buoso, il pensionato rimasto incastrato nella sua auto finita nel fiume. Moriranno entrambi stretti in un abbraccio a pochi metri dalla riva. Il video tributo realizzato dai colleghi di Domenico in occasione della festa della polizia ripercorre quel giorno drammatico sull'argine del Gorzone. La corsa del poliziotto verso la riva dopo aver lasciato i due cani che stava portando a spasso, l'acqua limacciosa del fiume e infine il buio. È in quest'ultimo scatto, dove si vede la macchina inghiottita dai flutti, che si comprende la grandezza del gesto fatto da Domenico, la distanza dalla riva, lo sforzo per raggiungere Valerio Buoso, estrarlo dall'auto e poi cercare disperatamente di riportarlo a riva senza mai lasciarlo in quell'abbraccio che è diventato l'immagine reale e che nella sua drammaticità traduce quell'esserci sempre che è il motto della Polizia di Stato. Il video tributo è stato mostrato durante le premiazioni dei poliziotti che si sono distinti in servizio e ha commosso tutti i presenti della festa della polizia, che è stata dedicata alla memoria dell'assistente capo del reparto prevenzione crimine, insignito della medaglia d'oro al valor civile. Nelle immagini finali si vedono due ragazze che sulle rive del Gorzone lanciano due fiori bianchi in acqua a simboleggiare un gesto che non verrà mai dimenticato.